Sta creatura si è fermata, cosa succede? Questa creatura si è fermata perché non è più toccio. Si è finita la benzina. Ma da uno c'ha da Liveo, a che Sì. vediamo cosa che succede. Sì, Guido Liveo, non che neanche andava niente su questa macchina, qualche Liveo ha avuto che sia. E proviamo a guardare se troviamo un distributore qua avanti. Sì, Guido, in mezzo alla campagna puoi trovare distributori. Però che sei distributori qua, dai. Ascolta, la vedo che giovanotto, che si imbarca sul topo del motore e che farà un po' di benzina, che chiediamo, che paghiamo, non c'è problemi. Va bene, ascolta, va a somido malaria che todo perché sia finita, dai. Dai, bravo, dai. Non si vede neanche, e a portare da lui che si va a strumento. Tratta bene sta creatura. Sì, ha tratto bene, però tiene la bassa. Non si vede neanche a portare. Guarda che la creatura che sarà. Ehi, giovine, la creatura si è fermata. Non sai che parcato ti abbia un fiato di benzina? Ciao giovane, Eraldo. Nevio. Guido, Insomma, abbiamo bisogno di questo poco di benzina per arrivare manco fino al distributore, perché abbiamo un viaggio lungo da fare che abbiamo anche un po' di fretta, sinceramente. E dove si di andare? E siamo di andare a Roma, abbiamo dei problemi urgenti da risolvere, perciò l'aiuto che ti ne dà è importante per noi, perché recuperiamo tempo. Va bene, e a benzina via Dago, Roma. Scusa, e te giovane cosa ti fa qua? A Sodrio lavorare qua, Sodrio svodare e a Sentina che se ga fessura e toe. Non ho capito. Dammi a Tanica, aspettami qua, Ma qua, mi raccomando, Non si aspettami. muovemo andare a Roma. Povero Fio, è un uomo del mare, però non mi è apparso tanto contento, tanto soddisfatto del suo lavoro. Sì, perché noi siamo tanti soddisfatti, tanto contenti. Ma ti brontoli sempre. Cato capito Guido, e ora siamo contenti. Siamo contenti. Sì, siamo contenti. Ischei voglio per chi mi aspetta, Ischei te me da dare, Ischei sono me diritto. Ischei? Certo caro, Ma Ischei cos'è che te lo te mi Ischei, dare, Cari? Ischei. Guarda, è tutto mio! Non me ne frega niente mica a lavorare. Va Ischei, via! non si vede Va niente, via da vado qua, che via. cosa è tutto mio, Certo guarda che che vado io. via, anche E poi massa. guarda come ti devi vestire. Anche te mi appaghi, Te devi vestire anche perché massa, parli Ischei, di Lola. Ischei, Va via che non voglio. Vago via, maledetto, vago via, anche massa che vago via, anche massa che vago via, non te ne vedi più, Però miro, chi è il dito scarico, tutto quello che non lavora, accidenti! Gavio capio che razza dei banditi che sei qua dentro? Gavio capio? Ho capito, abbiamo sentito anche. E niente però, siamo qua che aspettiamo quel giovane, quel ragazzo di prima che era Dio sistemare a Sentina che faceva acqua. Ma Samì, il giovane di Assentina, Samì, e vedago anche a benzina, però dammi un passaggio Ma anche mi credo che potremmo darti, guarda, stati dono vi conosco, ma di me ti può fidarti fino in fondo, perciò vieni con gli altri fino in Roma. a Vegno. Che ti entri nella storia. Cosa hai detto, Nevio, Guido? Tutto che ti dica, guarda, siamo tre matti. E una più una manco. Guarda, Guido. Grazie. Vuoi andare a Roma anche io? Grazie. Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. Ascolta, beh signorina, ma cosa sei capita? E come mai questa trasformazione tra un mascetto e una bella ragazza come te? Come ti chiami? Mi chiamo Carlotta e ho una storia complicata. Portami con voi altri, vi spiegherò tutto. Di villaggi autisti per il vostro dover partiamo che siamo in ritardo. Va bene. Partiamo. Mole nella prossima tappa. Va bene, Partimo. Guido, partiamo.
pare si abbia fatto tardi. Cosa ha detto? Fermiamo su sto hotel qua. Buongiorno signori. Buongiorno a lei. Abbiamo bisogno di alcune stanze. Per quante notti? Per quante persone? Siamo in 4 per una notte sola, anche perché abbiamo un lungo viaggio da fare. Se non sono indiscreto, dove? Dove? Modena, Livorno e Roma. Perché sa, con questo lungo viaggio noi entreremo nella storia. Benissimo. Pagate con carta di credito? Carta di credito. Mico schei. Sì, Eraldo, a sa stare. Mi arrangio bene. Paga il mio autista. Nevio, ma a Eraldo cos'è che è successo? Carlotta, è che c'è una botta sulla testa. È lui che accompagniamo a Roma. A Roma. E noi altri si voleva secondarlo. Ma non mi pare proprio matto. Mi pare anzi che si comporta bene. Sì, no? ma lui vuole andare a Roma dal segretario del Partito Comunista, Togliatti. Sì, sì, da Togliatti che è morto 60 anni fa. Se che andiamo drio a lui, a tuo zio, andiamo alle galline greche. Ma sì, dai Guido. Beh, a parte Guido che si dice calende greche. Sì. Ti fai vedere tutta la tua ignoranza. Dai Guido, sta buono, dai. Io mi da secondarlo, dobbiami farlo sto viaggio, ora andiamo. Ma ti, Nevio, cosa è che te fai nella vita? Mi sono capitano di vascello. Oh, Io ho una nave a Princess. Solco tutti i mari del mondo, mi fermo su tutti i porti. E adesso sono qua a Carlotta. e Guido invece cosa è che fa nella vita? Guido fa il postino. Io prende tutto il dico e buse delle poste. Saputo. Non si riesce ancora a integrare. Non trovare ancora una sua dimensione. Se conosciamo da tanti anni. Io voglio bene o porto drio. Sì, signor capitano di vascello, lei si problemi con tutti me e tutti i bacari e ombre che te bevi. Ma dai Guido, lavoravo solo sociale, dai. Ma buono. Ma se ne vuoi, mi sono contenta di venire con voi altri. Carlotta, mi posso solo che essere felice. E domani cosa prevede a Tabea de Marcia allora? Domani dovrei andare a Modena. Sì, alle fonderie riunite. Te, per carità. E fonderie, quelle degli anni 50? Sì, che sarà ancora, perché noi altri viaggiamo a vista. Nevio, guarda qua, esiste ancora fonderie riunite? Ancora fonderie che sei. Sì, che è, ma è diventato un centro commerciale. E adesso? E adesso cosa facciamo in Cottosio? Non lo so, quando che arriveremo vedremo, cosa dovete dire Carlotta. Rinaldo! Ma perché ti fa che faccia? Sono 12 fogliere. Ah, quello che ha tagliato la testa su ordine del Consiglio dei Diesi. Ascoltami qua, Eraldo. Ti guarda a salvare Venezia e salvare te stesso. Ma in che senso? Guarda che Titi ha fatto proprio
un tradimento della Repubblica. Ma vai, non ti ha capito niente, chi non ti ha letto la storia, non ti la conosci. Giusto che mi avrebbe fatto morire 400 persone, 400 cristiani, perché là se complotto se lo sta, a mezza Venezia. Ma dice che ti vuoi vendicarti di un certo steno che dà poco di buono a tua moglie, dai. Ma ti pensi di fare un complotto per salvare la nomea di una certa signora che se sapeva tutti cosa che faceva? Ma mi non ti mi ha convinto comunque. Perché ti sei la tua discendenza. Ma come ti concili le robe? Visto musetto ti si fa ieri, come ti metti insieme? Il tuo avi 500 anni fa che ha cambiato cognome perché si vergognava di portare il faliere. Ma ti sei un faliere. Eraldo, ti conviene salvare la mia storia e salvate anche te. Ti ha capito Eraldo Falier? Eraldo Falier! Eraldo Falier! Eraldo Falier! No, Falier, no. No, Falier. No, Falier. No, Falier. Ma è la fonderia. Sia, quindi sei fonderie riunite in Modena. Ma Nevio, guarda, quante bandiere rosse che sia. È una manifestazione. Mi dico che sei a serata. E qua abbiamo stare attenti perché spara. Vago su mi, dai, a guardare. Vabbè, sta attento Eraldo. Che tipo di aiuto che potremmo portargli? Coneo Scatoin, che ti ricordi di me? Sono Eraldo Busetto da Venezia. Non mi ricordo mia. Ma ti ricordi quante battaglie che abbiamo fatto insieme? Non mi ricordo ciò cosa so a fare. Ma non ti eri in caserma di Lagunaria malcontenta? Sì. E qua cosa ti fa? Sono in casa di riposo qua a Modena. Cosa sta succedendo? Qua il Dio fa un sciopero perché vuol farli lavorare domenica. E poi cosa hai a fare? Si parla e manda via e invece 300-400 pronti per chiamare il posto. E beh, vedi colonnello, anche io sono una come loro, poverina così, perché per 1.000 di euro al mese io sto con lei tutti i giorni e una mezza giornata libera la domenica, quando la sua figlia è degna di lasciarmi libera, e poi questa è anche così, è la mia vita. Ti ha ragione Irina, Dio sa che in Italia ci sono 1,5 milioni di badanti russi e se non che fosse loro mi sarebbe già morto. 1,5 milioni di badanti russi? È come una invasione dell'Italia da parte della Russia. Va bene, ascolti, dobbiamo sentire un sacco di dici più della manifestazione. Che succede? Siete tutti delle fonderie? Sì, siamo del centro fonderie, sì. Ma state facendo la serata? La serata, sì, stiamo scioperando, qua ci stanno massacrando, non ne possiamo più. Ci hanno abbassato i salari, hanno aumentato gli orari di lavoro, hanno tolto le pause dai festivi, hanno trasformato i contratti di lavoro part-time in contratti a chiamata. Cioè siamo stanchi, veramente stanchi. Poi, come se tutto questo non bastasse, cosa fanno? Nonostante il calo dei consumi, la riduzione dei consumi, questi continuano ad aprire degli altri centri commerciali. Basta, noi non ce la facciamo più, non ne possiamo più. Ma quanti siete? Quanti siamo a lavorare qui? Ma siamo circa 300. Ci sono commessi, ci sono addetti alle pulizie, alla vigilanza, ai trasporti, ci sono professionisti, venditori a partita IVA, manutentori, soci lavoratori. Qui ognuno ha il suo contratto, cioè ognuno fa parte a sé. Lo dicevo proprio anche 2 minuti fa con la mia collega. E qui ognuno lavora un po' come se fosse per conto suo. Centri commerciali. Centri commerciali. Auguri ragazzi.
per la vostra lotta. Grazie. Andiamo Carlotta, andiamo Nevio. Auguri compagni. Ciao compagno. Ciao compagno. Boh, sai chi era? Però era simpatico, dai. Ma dove sei gli operai? Anche a questi se sfruttai. Non capisci. Eraldo, guarda che anche quando manco te ti aspetti robe puoi cambiare. Sarà così. Bando e ciance ragazzi. Una toccata e fuga a Livorno voglio farla. Perché voglio capire bene. E a lotta dei portuai contro i bassi salari e contro il lavoro a chiamata dei caporai. E il capo a Roma deve sapere tutto. Qua è che sei a condizione. Perché se arriva un altro attacco, di essere in grado di dare la risposta giusta. Vabbè, ora partiamo per Livorno. Carlotta, non mettere in moto, che a caretta. Cerca di rispettare la vettura del popolo. Va bene, Eraldo. Questo è il Capannone 34, un capannone storico di lotta di portuai qua di Livorno. Dentro che sei, dove essere a sede del sindacato e anche la cellula del Partito Comunista. Io non vedo nessun comunista, non vedo nessun operaio, neanche i portuai, non vedo nessuno. Ma non vedo nessuno che lavora. No, tardi che in fondo è che se uno si sta sul muletto, cosa ha detto? Ma dai, che ci domanderemo. Scusa giovane, dove è la sede del vostro sindacato qua? Ma quale sindacato? Qui non ci sta nessun sindacato. Non è mio un lavoratore portuaio di Livorno, mi pare un cinese. Un cinese? E che vuoi fare? Domandi? Ma che lavoro è che fai voi altri qua? Ma qui guadagniamo 5 euro all'ora e lavoriamo 12 ore al giorno. Ma come? Non siete in lotta per i bassi salari e contro il lavoro a chiamata dei caporai? Anzi, dove posso trovare i vostri dirigenti del Partito Comunista? Ma quale Partito Comunista? Perché se è quello cinese io me ne sono andato e ne sono felice. Ma come? Dovresti essere riconoscente a Mao Zedong che verrà liberato dall'imperatore. Anzi, mi dovrei fare un viaggio in Cina per capire come che si gestisce il posto di evoluzione, che non è una bagatella. E ascoltatemi, qui non ci sono né Partito Comunista né sindacato. E voi mi sembrate un branco di pazzi. Quindi io devo lavorare ora, quindi arrivederci. I cinesi. Qua bisogna affrettare il passo da Roma, perché qua ho idea che si devo precipitare tutto. Eraldo, tu hai visto? È che sei il cinese qua, il portuaio, il sindacato, il tuo partito, non c'è più nessuno. Ma ti pensi tu che Mao, che Stalin sia qua a governare il mondo? Torna alla tua realtà, ma sento so che hanno che sembra, i Baiori, e a Nina, i tuoi nevodi, e il tuo lavoro. Eraldo! Io non capisco tutte queste domande. A me non mi interessa in che anno che siamo. Voglio chiederti alcune cose, dirti. Dimmi, il popolo si lo sfrutta o va alla giustizia sociale? E il capitale raccoglie i profitti e distribuirli alla gente perché sta meglio? I figli di operai può laurearsi e trovare un posto da dirigenti
e il paese riconosce come fattori importanti per il progresso e il futuro? E dove? Se ancora discriminare, può andare in maternità senza essere licenziati. I lavoratori non muoiono nei cantieri e nelle fabbriche perché già sta messo in misure di sicurezza. Se te mi dici che tutto questo che c'è, ora mi ho sbagliato. Non serve che vada a Roma da Togliatti a chiedere di mettere in atto il piano che c'è scritto. Forse te era tutti, Eraldo, ma mi credo che te sia più un grande sognatore. Tutto stava cambiando. Grandi dubbi sul tempo e sulle cose si affacciavano in lui. Vedeva una laguna, ma non era la sua. Non sapeva perché, ma gli venne in mente l'amico Elio di Pellestrina, che un bel giorno lo portò in laguna per mostrargli quella che lui chiamava l'opera idraulica più straordinaria e prodigiosa che l'uomo potesse realizzare. Vedi Araldo, qua che c'è le porte del Mose. Ho capito. Ma come vengono su queste porte che non capisco? Come le porte da casa Ceniere, via Gallia. E quante volte sei che se verde se sera? 30 volte all'anno. Cioè per 30 volte l'anno la nave non può entrare in porto? Sì. Ma tutta sta roba qua, quanti schei costa? 4 miliardi di euro, un euro in più ne rimanco. Sì. Ascolta, ti ricordi il vecchio Venanzio? Non stesso mi ricordo, aveva 100 anni che le volta. Lui diceva che Venezia è come il cuore dell'uomo. Se non che passa il sangue attraverso le vene, una vena si tappa e muore e sparisce. Così c'è la laguna. La laguna se non ti fa circolare acqua non si rigenera più niente, non si rinnova più niente. Si imputidisce i canali, dei cai, delle barene. Cioè viene fuori e appeste da nuovo. Questo diceva il vecchio Venanzio, che io avrei fatto un'altra roba. Lui avrebbe scavato tutti questi canali, e che avrebbe sistemato le barene, e che avrebbe rafforzato, e che avrebbe fatto circolare l'acqua, e che avrebbe risolto anche il problema dell'alta marea. Bisogna che stasera vada in cimitero a portare un fiore al vecchio Venanzio. Perché ti parli con i morti, ti parli? Beh, non con tutti, solo con quelli che mi ha fatto ora a dirmi tutto quello che sapeva. E mie robe che so perché mi ha detto ora, perché mi non ho studiato. Avete visto, ragazzi, dove che siamo qua? Dove? Questo è il Teatro San Marco. Nel 1921 qua c'è stato fondato il Partito Comunista. Il partito di Antonio Gramsci, della classe operaia, di tutti i lavoratori italiani. E ora? Semmi a fare? Ma ora ti sei proprio mona? Se non ti capissi, è il ruolo che Gabuo fa la classe operaia a sto partito. Ma mi pare che la classe operaia sia messa tanto bene. Confermo ancora una volta che ti sei mona. Finalmente a Roma. Ma
Ma qua, non è che siamo. Ma non ti vedi che siamo a Piazza Venezia, ignorante? Già, guarda che il passo non ti dice niente. A me no. Ma te sei proprio innocuo e ti dici che sono ignorante. Cosa ha detto? È domanda che l'operaio è a strada per andare a queste botteghe oscure. Lavoratori, un'informazione per piacere. Che vuoi? Da buono, con fuori, mi parlo mica con i lavoratori. Va bene, dai, fatti. Scusa, la strada per andare a Bottega Oscure, per piacere. La strada la posso pure dire, ma con questa macchina che ne ha trovato gli altri? Ma cos'ha questa macchina? È la macchina del popolo. Allora un pezzo è pure la mia, io sono il popolo, quindi... Ma tu sei iscritto al partito? Ma che è scritto al partito? Ci hanno ridotto che pezzi al culo. Guarda, io a 70 anni ancora devo lavorare perché le pensioni non ce le danno più. Ha capito? Ma ancora con questa polemica, Alfonso. Gli interessi dei lavoratori, ma lascia stare che qui si fanno gli interessi del paese. Ha capito? Lei è iscritta al partito. Guarda, era il padrone iscritto al partito e noi no. La segretaria di Centocelle. Ciao compagno. È sempre la lotta. Ciao, ciao. Basta con sti compagni e torna a lavorare. Ah, sfruttatori, vedi, i nuovi comunisti. Certo c'è gente sana al mondo, ancora pensano che Togliatti è vivo. Ma di fatti, ma chi sarà sotto gli atti? Dove che si affacciava Benito Mussolini quando che faceva i soccomissi, da quel balcone là, no? Aveva tanta gente. Tanta, che era tanto popolo che lo seguiva. E pur tutta che gente che ho applaudito fino all'ultimo, ma dopo io ho attaccato con le gambe e testa in su in piazza Loreto a Milano. È vero. Sì, la gente che la retta sua a quelli che crede che faccia i suoi interessi. Bravo Guido, stavolta ti ha cadita proprio giusta. E la gente se tutto e se niente, quando che aggrega gli altri sono dei suoi problemi. E piazze c'era piene. Chi ha inventato i forni crematori, la guerra in Abissinia, le leggi razziali, e piazze i ha sostenuti questi criminali. È vero. Quando che se sta zitti, se è complici. Brava Carlotta. È vero. Carlotta, che è tuo momento? Ma che mi da portare in Vaticano? A governare a Bottega Oscura e mi incontrarmi con Togliatti. Sì, ascolta Eraldo, Tommasini qua non ha niente, non va, non ha neanche il navigatore, mi non so da Roma. Ma il navigatore di che sia una barca? Da qua è una barca. Ascoltami, mi non so niente di Roma, sei qui a strada, perché voi sì che la porta a Roma. Guarda che autisti che mi ho trovato. Buoni da gente, ignoranti, che non conosce neanche le strade. Ascolta Eraldo, senta cosa devo dirti.
che il botteglio scuro te vai in cerca per conto tuo e a piedi. Ma mica sto masini qua non ti porto da nessuna parte. Che tu capio? Un vecchio matto che ne ha fatto fare 500 km in cerca del compagno Togliatti. Facevo matti, gli ha battuto la testa. Ma star zitto, rifiuto della storia che non ti sa distinguere neanche da una barca a una nave, va via, non voglio più vedere. Eri tu, Eraldo? Eraldo Busetto di Venezia? Ma mi conosce, padre? Ma sì, la conosco benissimo. Non si ricorda di me? No, sinceramente. Sono Don Santorio. Ero l'aiutante del vescovo di Buenos Aires. Buenos Aires? Sì, in quegli anni della crisi cilena, che lei ha fatto tanto bene per il popolo cileno e il popolo argentino. Che succede? Cos'è successo? Cos'è morto qualcheduno? No, ma quale sindacato? Qui non ci sta nessun sindacato. Ma chi sito? Chi è che te ha mandato? È il compagno Alessandro Tibaldi, componente della segreteria nazionale. Non sparare, siamo amici! Veniamo in pace, veniamo! Eraldo! Ma anche tu scaldi il cuore come il mio Berlinguer. Eraldo, che tu hai visto? Guarda, è il cinese. Così tu portuai. Sindacaisti. Eraldo. Eraldo, ti senti bene? No, sono tutto confuso. Una confusione. Io vorrei che vieni con me. Dopo tanto tempo è ora che incontri una persona. Adesso ricordo. Don Santorio. Sì. Il Cile. Sì. L'Argentina. Oh, grande Eraldo. Eraldo aveva ricordato quella sua esperienza a fianco del popolo cileno, in un tempo dove la sofferenza dell'umanità era un fatto di tutti. Non lo sapeva ancora, ma avrebbe incontrato un caro amico, quel gesuita argentino, insieme al quale molti anni prima aveva salvato tante vite. Dell'elettorato, un italiano su 3 vota comunista. Tutto era chiaro. Quella sede nella quale era entrato tante volte da dirigente di partito, ora era sbarrata. In fondo era sopravvissuta alla storia degli uomini ed era ancora lì, quasi a dire che le battaglie politiche non sono tutto nella vita. C'era tristezza in Eraldo, ma anche tanta consapevolezza. Aveva capito, nel tornare alla realtà, che il cambiamento era fondamentale e che dopo tanti anni, con il suo viaggio, aveva sconfitto un nemico assoluto, il pregiudizio. E questo lo rendeva l'uomo libero che non era mai stato. Eraldo, stato mai? Cara Carlotta, sembra incredibile, ma sono tornato indietro con la testa di 50 anni. Io ho dedicato tutta la mia vita per cambiare il mondo e non ci sono riuscito.
abbiamo fallito in generale. Ma forse volevo anche riscattarmi, perché molti anni fa dovevo dire al compagno Togliatti che la democrazia non può avere compromessi a ribasso. È vero. Il sopruso, la violenza non può avere nessuna bandiera che la sostiene. Vedi, puoi avere la verità e noi la verità l'abbiamo avuta quando abbiamo preso in mano le armi contro i nazifascisti. Sì. Dopo però non abbiamo saputo dare un orizzonte al nostro popolo. Glielo hanno dato gli altri, costruendo una società ingiusta, dove comanda più un miliardario che uno Stato. E dopo tutto questo viaggio, cosa mi rimane? Ma cosa dici, Eraldo? Rimani te stesso. Ti rimane tutto quello per cui hai vissuto. La tua città, la tua famiglia, il tuo lavoro, il tuo lavoro. Sì, il mio lavoro. Ho costruito centinaia di gondole mettendo dentro a ogni scafo tutto il mio entusiasmo. E io pensavo che la politica fosse come la gondola, gestibile, recuperabile, e mi sbagliavo. E quando ero più convinto di me stesso, tutto è precipitato. Ormai non c'è più nessuno che vuole imparare questo mestiere e costruire gondole. Ma vengo io, Eraldo. Voglio imparare io la tua arte. Ah, Carlotta, tu mi dai la speranza. Ragazzi, adesso che tutto torna, se puoi tornare a Venezia ai nostri affari. Carlotta, ma questo sei benevoluto. Bentornato, zio, bentornato, caro. Ma mi ricordo che te eri un bel disgraziato. Non capisco, Guido, anche a disgraziato, ciapo. E adesso, zio, che l'internazionale non si canta più, si canta acqua dura, acqua chiara, con le mani posso finalmente e con gli occhi innocenti posso ancora. Ciao Valeria! Ciao! Sapevo l'ultima del tornare Eraldo. Davvero? Ma dove sei andata? A Roma in cerca di Togliatti e gli aveva persa la memoria. Beh, scimmia è gavata, altro che ha perso la memoria. Ma se sei 20 anni che Eraldo non beve. Chi è che viene qua? Avevo un'ombra qui, compagni, e ha trovato gli atti. Valeria, butta un'ombra. Va bene, zio, ti saluto, vamos che so dire, vamos spero. Ciao, ciao, se vediamo. Mi mancava solo nel Sergei Togliatti, a posto siamo. Grazie, Fiori. Sono tornata da un lungo viaggio e più di tutti nella mia testa. Scusami se vengo cancellato di smentegare, ma adesso sono contento di essere qua. Ecco capire una roba che siamo fatti di memoria. E quando che ti perdi la memoria non ti conti più niente. Adesso sono arrivato, guarda qua, e me gondo, e me cantiere, e a me città, bea e fragile, trattata in maniera barbara. Tutto irripetibile, come robe che abbiamo fatto quando che eravamo giovani. Quanto tempo che abbiamo perso, quanti errori, per stare sempre in competizione. Un passo avanti. Via Ciapanna bea botta in testa, come che mi è capitato a me, per capire che quello che serve è lo che abbiamo già. Ecco, Fioi,
Questo io conoscevo già che il mamaiuco di Menevodo Nevio, tasi che ho trovato chi mi dà una mano che sono riuscito fuori da quell'incubo. Ah, sante, mentre mi tegavo, ho portato un nuovo allievo che ne darà una mano e darà anche a futuro il nostro cantiere. Dove sei che non lo vedo? È a Carlotta, sta dolce, brava e determinata ragazza. Una femmina in cantiere. Mai vista? C'è ora di dargli mani contro le donne. Mo' è che macachi di pronto aria. Io dice uno che ha vissuto 60 anni con i pregiudizi. Benvenuta a Carlotta. Ciao Carlotta. Benvenuta. Andiamo via. Eraldo, ciao zio. Gli altri andiamo via, perché i nostri interessi sul turismo qui incombe, bisogna che scambiamo con Guido. Andiamo via. Ciao. Prendimelo, mi raccomando. Carlotta impara via. Disgraziai c'era e disgraziai c'era sai. Siete Eraldo, ti? Sì, che dici? Ah, sono Mirko, il nuovo segretario del partito del Castello. Posso parlarti? Ho letto la tua storia sui giornali e volevo capire un poco. Eh sì, il mio è praticamente uno stato di confusione esistenziale. E cosa avete imparato da questa avventura? Beh, direi abbastanza. Quello che mi è capitato, nella disgrazia, che ha aperto tutta una luce sulla mia vita. Ma in che senso? Viene a puntin, direi, a raccontarlo a te, che ti sono giovane che vuol fare politica. È quello che ho fatto tutta la mia vita. Cercare di emergere. Certo, per me era anche un modo per scampare via dalla miseria materiale e culturale. Per te è diverso, certo, però ricordate che c'è sempre quella scata che ogni essere umano tenta di fare. Però mi devo domandare, perché se torna indietro a quel tempo? Forse perché negli anni 50 ero giovane? No, non basta. Mi so dare una risposta che rispecchia anche la situazione attuale e che forse riguarda anche a te. Mi so ritornato a quel tempo perché i comportamenti e i fatti degli uomini era dentro la natura e la natura non può vivere di incertezze. E a nascita, e a crescita, e il declino e la morte, i fatti certi, inconfutabili. Tu non ti poni il problema se domani mattina venirà il giorno o se sto tocco di legno che magari metto nella gondola se ho buttato in acqua e gaeggia. È così. Per la politica è diverso, perché la politica è un'organizzazione del vivere e se non trova il compromesso giusto per gestirne il consenso e a esce dai regole della natura, va a finire che a sbanda. Ma in che senso a sbanda? A sbanda nel senso che non sa più distinguere e robe vere da quei verosimili e a mentirsi a se stessa per fare gli interessi di pochi uomini. Ti ha presente un bosco che si è colpito da un incendio e a prima fase è la distruzione e a seconda è la rinascita e piante col codice genetico di quei brusai e rispunta. Certo, e avrà tratti, colori, frutti diversi, ma sempre un bosco e a crea. Noi altri uomini e donne di sinistra, sotto la copertura, una prima copertura ideologica degli anni 50, non abbiamo saputo rigenerarsi, rinnovarsi. Dica a che fare con una realtà molto debole.
non ti sa chi difendere in questa società, non ti ha un progetto per testare il tuo compromesso, ti ha a che fare con gente che fa politica come un mestiere qualunque. Chi vive nel dubbio, chi opera nel dubbio. Liberare il popolo dalla tirannia e dalla guerra c'era una certezza. Conquistare i diritti per chi che c'era sfruttato c'era una certezza. Vivere meglio dei nostri padri c'era un orizzonte. Conquistare la giustizia sociale, il lavoro che rende l'uomo pieno di orgoglio e libero. Questa è la condizione per vivere una vita degna di essere vissuta. Ti adesso ti cominci la tua battaglia per ripristinare le regole della natura e forse ti troverà un senso alla tua vita, perché no? Anche alla mia. Qui finiscono le confidenze di Eraldo sulla sua incredibile avventura. Lo lasciai sul ballatoio di casa mentre ammirava la sua laguna. Non lo vidi mai più. Mi piace pensare che abbia incontrato la sua Nina a Piazza San Marco, la sua Venezia, le sue gondole, le sue passioni di una vita e tutto il tempo che gli serve